l'ultima volta che l'avevo visto era venuto a fine settembre in distilleria a portarmi una delle fette di torte di mela che faceva da buon sapore per farmele assaggiare, perché gli dicevo che mi facevano tanta gola. Inizialmente avevamo deciso che dovevamo riunirci da buon sapore per un anniversario del nostro primo incontro, che era stato il 10 dicembre, e se Jessica terrà aperto il locale vogliamo incontrarci là per ricordare il Quirin. Il 10 dicembre sarebbe stato il primo anniversario della loro conoscenza. Francesca Nonino, volto noto in regione per quel che riguarda l'enogastronomia, aveva conosciuto Quirin Kuhner per via di un'iniziativa creata per allacciare rapporti col territorio ed era stata colpita dall'amore viscerale per il Friuli di questo ragazzo nonostante l'origine tedesca. Avevano solo detto che c'era un ragazzo tedesco scomparso di Brazzano e subito chiaramente l'avevamo collegato a lui e avevamo cominciato a scrivere sul gruppo per avere le notizie e poi è stato confermato che effettivamente si trattava di lui. Quando ho sentito la testimonianza di uno dei vicini di casa di Quirin che diceva io ho sentito il suono dello sradicarsi degli alberi, ho detto, io non riesco neanche ad immaginarmi una cosa del genere, non mi posso neanche immaginare il terrore di sentire il suono della terra che frana, quest'acqua, anche nell'ultimo video che ha fatto Quirin vedevi quest'acqua che continuava a confluire, continuava a salire. La cosa che più mi ha colpito è stato sapere che comunque Quirin in un momento così di paura, di terrore, la prima cosa che ha fatto è stato cercare di aiutare gli altri e penso che questa sia veramente la dimostrazione di quanto Quirin sì, certo era tedesco, ma lui era soprattutto friulano, perché ha sempre amato la nostra terra, non c'era niente di più friulano che potesse fare di questo e sono veramente orgogliosa di poter definire Quirin mio amico. La paura è iniziata da subito quando è circolata la notizia di un tedesco rimasto sotto le macerie, poi la certezza e il pensiero che è volato subito a Jessica, che in pochi minuti ha perso tutto, casa e compagno di vita. La speranza è che la regione le stia vicino e che possa magari decidere di tenere aperto buon sapore, segnale tangibile della passione di Quirin. È venuto a mancare per il suo gesto eroico, io spero soltanto che il Friuli non permetta di dimenticarsi quanto ha fatto lui e che si avvicina alla sua compagna, che ha perso la sua persona e la sua casa nello stesso giorno. E io vorrei che appunto la comunità friulana si dimostrasse vicina e sostenesse questa donna in questo momento e che volesse ricordare come merita Quirin, perché è veramente una persona eccezionale e io spero soltanto che la regione sia veramente vicina in questa tragedia a Jessica, la sua compagna, e a buon sapore Brazzano. Non so se terranno aperto il locale o meno, ma dobbiamo veramente riunirci ed essere forti come comunità e mostrare il nostro sostegno.